Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Incidenti stradali, purtroppo non c'è tregua. Vediamo l'ultimo nell'ordine, incidente sulla Feltrina a Pederobba, un conducente gravissimo, c'è appunto un ferito grave, l'impatto è avvenuto poco prima delle 8 e la strada è stata chiusa e il traffico deviato su una laterale. Stando alle prime ricostruzioni, e dovremmo avere delle immagini, stando alle prime ricostruzioni, una Hyundai Tucson che procedeva da Montebelluna in direzione di Feltre, era intenta a svoltare in una laterale della zona industriale verso sinistra quando è stata centrata da un camion con targa slovena. Il mezzo pesante ha tamponato l'auto facendola finire dall'altra parte della carreggiata dove in quel momento stava passando una Volkswagen Tiguan che è stata centrata dalla Tucson. La Hyundai è andata completamente distrutta e un pezzo si è staccato andando a colpire un Audi che si trovava di passaggio nelle vicinanze. L'automobilista in gravi condizioni è stato portato con l'elisoccorso a Treviso e sono state pesanti le ripercussioni sul traffico. E ne parleremo stasera a Focus alle 21:15 perché ormai gli incidenti stradali hanno raggiunto un limite inaccettabile e dobbiamo intanto analizzare quella che è diventata ormai una piaga sociale e vediamo stasera se ci possono essere, parleremo anche con i familiari delle vittime degli incidenti. C'è stata una tragedia a Castelcucco, un 55enne di Resana è stato travolto e ucciso dall'auto di un 90enne del posto e anche qui c'è la polemica sull'età avanzata di chi spesso è al volante e provoca dei sinistri. La vittima si trovava insieme alla sua squadra dilettantistica, l'intera comunità è sconvolta. Un grande botto. Pensavo fosse scoppiata una gomma dal fragore che c'era, però dopo non abbiamo sentito niente, nessun urlo, niente. Poi quando mio figlio è uscito, che ha visto che era in mezzo alla strada, ha detto non uscire perché c'è un morto. Non sono nemmeno le 10 di mattina in via Santa Lucia a Castelcucco, sulla strada che porta a Paderno, quando l'auto condotta da un 90enne del posto, svoltando a sinistra per andare in cimitero, travolge una bicicletta che procede in direzione opposta. Il ciclista, un 55enne di Resana, Alfredo Ceccon, finisce rovinosamente sull'asfalto. L'impatto è micidiale, i segni evidenti. L'uomo era partito poco prima proprio da Resana insieme al gruppo della R2 Team, squadra sportiva dilettantistica di cui faceva parte. Una domenica di svago, la prima della stagione, si trasforma in dramma. I ciclisti, gli amici di quello che è morto, mi hanno chiesto un lenzuolo per coprire, mi hanno detto ma è morto? E purtroppo sì, è arrivata l'ambulanza, ha fatto la respirazione con i macchinari, con tutto, però non c'era niente da fare. Piangevano disperati perché dicevano non è possibile però. Sul posto, oltre ai sanitari, anche la polizia locale dell'Unione Montana del Grappa che si occupa dei rilievi. La dinamica sembra abbastanza chiara. Probabilmente il 90enne alla guida, un uomo del posto, non si è accorto del gruppo prima di svoltare. Il primo cittadino è cauto, le indagini sono in corso, ma si pone degli interrogativi. Effettivamente rimaniamo un po' sgomenti rispetto a quello che è accaduto. La nostra comunità effettivamente si stringe attorno alla famiglia che ha subito il lutto e francamente non me la sento di poter, spezzare una lancia a favore piuttosto che contro rispetto alla situazione. Certo è che è un problema che va affrontato. Quello dell'età, diciamo. Sì, evidentemente di questo sto parlando. Ceccon, operaio in un'azienda di Altivole, viveva a Resana con la madre ed era un campione di solidarietà, medaglia d'oro con diamante dell'Avis. La pagina social di R2 Team è listata a lutto, ma è l'intera comunità a essere sconvolta. Appassionato di calcio e poi motociclista, aveva lasciato la moto proprio per un grave incidente. È una giornata triste, molto triste, anche perché questa mattina abbiamo fatto una marcia podistica in paese e c'era tantissima gente, tanta fisicità, una bella giornata di sole
e poi l'ha ammazzata. Lui aveva questa gran passione per la bici, come un bel gruppetto che c'è qua a Resana di cicloamatori, cicloturisti che ogni domenica si ritrovano a fare il giro, e purtroppo stavolta il destino è stato tragico. Ormai è un'emergenza nazionale, hanno trovato la morte anche 2 carabinieri uccisi nell'incidente, in un incidente a Campagna nel Salernitano. La donna alla guida del SUV era positiva a droga e alcol, quindi abuso di sostanze stupefacenti, uso di alcol, persone che si mettono al volante anche dopo un alcol test risultato positivo. Adesso andiamo a Padova da Valentina Visentin, perché i residenti di via Turazza stanno protestando, sono esasperati, hanno scritto al sindaco per i troppi rumori che provengono dalla moschea. A te, Valentina. Sì, buongiorno direttore, noi ci troviamo nel quartiere Stanga, siamo in via Turazza, alle mie spalle l'edificio giallo che vedete lì al piano terra. Dal 2012 c'è la sede di un centro culturale islamico utilizzato come moschea dai devoti, e in questo periodo di Ramadan pregano anche fino a 5 volte al giorno, e ovviamente ci sono stati fin dall'inizio dei problemi di convivenza con i residenti, problemi che si sono accentuati in quest'ultimo periodo per i troppi rumori, perché vengono utilizzati altoparlanti anche di notte nei momenti di preghiera, poi soprattutto in questi giorni di Ramadan si prega anche a tarda notte, a notte fonda, e quindi i residenti fanno fatica a dormire, a riposare, e soprattutto ci sono anche molte biciclette, molte auto parcheggiate in questo tratto di strada che, come vedete, è anche piuttosto trafficato, perché qui non ci sono solo molte abitazioni ma anche uffici. È un quartiere in cui insomma c'è un alto passaggio, perché siamo in una zona molto trafficata della città, quindi ci sono delle difficoltà di convivenza che durano già da qualche anno, ma che in questo periodo hanno veramente esasperato i residenti, che chiedono che la zona di culto venga in qualche modo spostata in una zona più tranquilla e più consona, per dar modo ai musulmani di poter pregare e ai residenti di poter vivere senza i rumori anche a tarda notte. C'è stata quindi una mail scritta direttamente al gabinetto del sindaco, perché i residenti che hanno anche timore, perché abbiamo chiesto questa mattina se volevano essere qui con noi per raccontare quanto avevano scritto al sindaco, ma ovviamente sono anche un po' preoccupati e temono delle ripercussioni, hanno scritto al sindaco, al gabinetto, per chiedere un intervento dell'amministrazione comunale, ma hanno anche chiamato il 112 venerdì notte proprio perché c'erano rumori veramente troppo alti e la preghiera durava da ore con gli altoparlanti a tutto volume. Una vicenda che insomma dura da parecchio tempo qui a Padova. Di questa vicenda si è anche interessato il consigliere comunale della lista Giordani, Luigi Tarzia, che ha vissuto per anni qui alla Stanga, quindi ben conosce il quartiere, e noi vi lasciamo con le sue dichiarazioni in merito a questa vicenda. Da Padova è tutto, linea allo studio. Io ho fatto un sopralluogo in via Turazza, veramente c'è un numero notevole di loro associati, e questo crea problemi anche alla viabilità. Non sono luoghi idonei per poter ricevere tutte queste persone, soprattutto per poter pregare in qualsiasi ora del giorno. Quindi ci sono dei residenti che hanno dei problemi, e io penso che noi come Consiglio Comunale e la Giunta stessa si debba fare carico seriamente di questo tema e trovare un luogo che sia idoneo, dove queste persone, questi stranieri che noi ospitiamo in città e che contribuiscono comunque alla gran parte di loro al progresso economico e sociale del tessuto economico della nostra città, della nostra comunità, ad avere dei luoghi di aggregazione che non creano però disturbo a coloro che hanno ritmi, modalità, usi e consuetudini completamente diverse. In via Turazza, per esempio, l'associazione è confinante con le camere da letto di alcuni residenti, e penso che questo sia un problema serio che va trattato, e noi come amministrazione comunale dobbiamo stare attenti a queste dinamiche, perché poi possono sorgere dei conflitti
interni tra i residenti e coloro che frequentano questa istituzione, molto molto pericolosa, e quindi penso che dobbiamo affrontare seriamente questo tema e trovare un luogo di culto che sia frequentabile dalla maggior parte degli stranieri. Ringrazio Valentina Visentina e Federico Cibotto, il nostro operatore da Padova. Adesso andiamo sempre in diretta a Mestre da Ilaria Marchiori perché ci sono grossi problemi in seguito a questa faida tra bengalesi, è stata una maxi rissa. A te Ilaria. Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio in via Poerio a Mestre, dove sono avvenute le prime risse, ovvero partendo dalla sera di Pasquetta, poi le sere successive, che poi si sono spostate risse successive nella zona di via Piave. In realtà è bene sottolineare il fatto che si tratta di fazioni che non sono integrate nella comunità bengalese, che invece sappiamo bene essere inserite a Mestre e Venezia, ed è proprio di questo che ora parleremo e di cui abbiamo parlato anche con uno dei referenti della comunità, Prince Aulader, proprio nei giorni scorsi. Ebbene, sembra che in realtà all'origine di queste risse continue di questi giorni, alcune delle quali sono sfociate anche nel sangue, ci siano delle questioni in realtà nate in Bangladesh e che poi si sono portate qui, quindi ancora più difficili da scardinare. Il comandante della polizia locale di Venezia ha detto che non è possibile fronteggiare 6-7 risse in così poco tempo, quindi la macchina della sicurezza si è messa nuovamente in moto ancora di più. Quartiere Piave ancora più attenzionato, ci sarà nei prossimi giorni comunque anche un incontro in prefettura per fronteggiare la questione. Qui insieme a noi c'è Maria Laura Faccini del Comitato Progetto Comune, perché Maria Laura, come appunto dicevamo, si tratta innanzitutto di giovanissimi e di persone comunque non integrate nella comunità bengalese, che rischiano però con quello che sta succedendo di diciamo intaccare un po' tutta quella che è la comunità. Certo, allora buongiorno. Allora darei prima di tutto dei dati di base molto piccoli. Allora, al Comune di Venezia i dati dell'iscrizione, diciamo, all'anagrafe ufficiale conta più di 40.000 persone di comunità straniere varie. La comunità bengalese è quella più numerosa e conta più di 8.200 persone che risiedono quasi tutte in terraferma, soprattutto qui a Mestre. Allora, questa, a quanto ne so io, ma a quanto appunto diceva anche lei, la comunità bengalese è molto ben radicata nella città e c'è un clima di collaborazione. Queste persone hanno scelto di venire qui sia per naturalmente stabilirsi e fare i dipendenti, ma anche ad aprire delle attività vere e proprie che stanno tra l'altro andando molto bene, quindi hanno tutto l'interesse e la voglia di stare bene e di stare in armonia con gli italiani. Purtroppo quello che è accaduto ha spaventato anche queste persone, spaventato la comunità, perché non si aspettavano una cosa di questo genere, e si tratta tra l'altro di ragazzini molto giovani che appunto sono venuti da poco in questa città e che non sono controllabili nemmeno dalle famiglie, a quanto pare, per cui c'è un grosso problema, perché rischiano, tra l'altro si rischia, come succede normalmente quando le cose non si conoscono, di fare di ogni erba un fascio e quindi catalogare tutta la comunità bengalese come una comunità pericolosa, e questo sarebbe sbagliatissimo. Cosa bisognerebbe fare, perché bisogna agire in fretta? Certo, sicuramente bisogna agire su due piani: quello chiaramente del controllo e della repressione quando ci sono questi episodi di violenza, perché ovviamente noi non possiamo vivere nel terrore, né gli italiani e neanche gli stranieri. Poi però bisogna fare un grosso lavoro a livello di famiglie, delle famiglie di questi ragazzi, e come io stesso ho suggerito sarebbe anche importante coinvolgere le autorità religiose islamiche appunto della città, quindi l'imam, in modo che lui stesso potesse parlare e far capire a questi giovani e alle loro famiglie che bisogna cambiare assolutamente registro, perché ne va della tranquillità, della sicurezza e anche dell'armonia dell'intera città.
Ecco, tra l'altro vi ricordo che spesso e volentieri i bengalesi sono stati anche vittime di molte aggressioni, non parliamo di queste fazioni, ma molti della comunità bengalese vittime di pestaggi, aggressioni, quindi spesso appunto li abbiamo visti anche purtroppo sotto questo frangente, proprio a confermare il fatto che comunque sia una comunità ben inserita, ben integrata e che si dà da fare nel territorio, per cui bisognerà agire proprio perché queste fazioni che sono appena arrivate capiscano quali sono le regole, come ha detto lo stesso Prince nei giorni scorsi, e lo faranno attraverso degli incontri specifici, perché così, dicono tutti, non va bene e non si può agire. E poi ci sarà ovviamente la parte della sicurezza. Ringrazio Maria Laura Faccini, qui da Mestre, restituisco la linea allo studio. Grazie alla dottoressa Faccini, grazie a Ilaria Marchiori, a Sandro Ponchio, il nostro operatore. Adesso andiamo in diretta a Vicenza perché c'è degrado e ci sono bivacchi di balordi nella zona dell'ex supermercato in via Torino. In diretta Daniele Garbin. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Proprio alle mie spalle l'area incriminata, che è proprio diventata un posto tristemente famoso perché era già stata un'area dove si sono annidati col tempo criminali legati allo spaccio di droga e alla prostituzione. Diciamo che ci troviamo in una delle aree calde di Vicenza, un'area a ridosso della stazione vicino a Campo Marza, dove il degrado dello spaccio di droga, del consumo e purtroppo anche della prostituzione è ormai endemico. È anche una delle aree calde fronteggiata dalle forze dell'ordine. Diciamo, poco fa abbiamo visto anche una pattuglia della polizia passare e ricordiamo anche i soldati dell'esercito da poco arrivati. È un punto sotto sorvegliato speciale. Ecco, in questo punto però vediamo che la situazione non migliora. Un anno fa c'era stata una grande operazione delle forze dell'ordine, polizia, questura, che avevano sgomberato alcuni edifici abbandonati proprio alle mie spalle sotto la torre della Basilica di San Felice Fortunato che vediamo, e qui c'è la Torre Everest, che era un mito degli anni '80, che era proprio uno dei punti così nevralgici della Vicenza da bere, diciamo, no? Quindi legato agli uffici, e adesso invece è completamente trasformata. Ecco, il collegamento è perché i residenti hanno segnalato che le persone che bivaccavano in quegli edifici là dietro sono tornate all'aperto, però forse complice anche le temperature che si alzano, anche prelevando dei materiali del vicino cantiere di questa Torre Everest. Si stanno facendo dei rifugi di fortuna anche in quella zona a ridosso. Prego il collega Simone Squarcini che sta inquadrando. Abbiamo visto prima una persona denudarsi e fare proprio i propri bisogni e lavarsi, proprio incurante dell'essere sotto gli occhi. Insomma, ricordiamo, siamo a ridosso della stazione. Ecco, una stazione di degrado che i cittadini, insomma, sono insofferenti, ci hanno segnalato, e quindi noi abbiamo fatto un servizio per raccontare un po' il riepilogo di dove ci troviamo, di cosa è successo e anche a sentire le opinioni. Quindi lancio il servizio a questo riguardo. La guerra al degrado in via Torino, zona quadrilatero, non deve arenarsi, dicono i residenti, proprio nella vicinanza degli edifici abbandonati, occupati abusivamente da criminali, prostitute e clochard e sgomberati energicamente un anno fa da un'imponente operazione congiunta delle forze dell'ordine. Tornano le occupazioni abusive. Questa volta si tratta di una specie di accampamento realizzato anche con materiali provenienti da vicini cantieri. Resti di giacigli provvisori li abbiamo trovati sotto il porticato dell'ex supermercato. I residenti, alcuni molto impauriti, non vogliono neppure farsi intervistare, raccontano di slalom quotidiani sotto casa, tra sporcizia, rifiuti, escrementi e soprattutto un senso di insicurezza crescente. La zona è tornata a popolarsi di soggetti dediti alla prostituzione e al mercato della droga. Il degrado è qui un disastro. Un disastro assoluto, perché io vedo qui, cioè, non è più come prima. Io ho vissuto qua negli anni 70-80 e qua era una bellissima zona. Adesso vista così mi sembra che sia andato giù un po' in degrado, insomma. Non mi aspettavo una Vicenza così. Non è solo una questione qui di Viale Milano, ma anzi mi capitava magari di andare su per le scalette di Monteberico e la sera con la mia amica, insomma, valutavamo bene quale strade percorrere, eravamo sempre insieme, anche via Gioco del Pallone, comunque zona dell'Eritrea, anche lì non è che, insomma, sempre sguardo lungo e... Sì, bisognerebbe sistemarla, sì, e controllarla.
anche per le macchine che parcheggiano ovunque in doppia fila senza tanti problemi. No, ma è tutto collegato, è proprio, secondo me, c'è una mancanza di attenzione, quindi liberi tutti, ognuno fa quello che vuole. Purtroppo sì, il degrado comincia, chiama ancora degrado, quindi è incrementale insomma la cosa. Quindi non si può lasciar correre, vedendo anche che avviene in una zona delicata. Direi proprio di sì, ignorare il problema è deleterio. Ecco direttore, quindi hai visto un po' la situazione, la testimonianza di chi continua a lavorare e vive qua intorno. Ecco, diciamo anche che la polizia, le forze dell'ordine continuano questa loro pressione anche di monitoraggio. Forse è necessario anche qui ritornare con delle operazioni straordinarie, probabilmente ci sta anche pensando il prefetto e questore. Per il momento diciamo che anche nell'ultimo fine settimana un'operazione straordinaria di controllo è stata proprio fatta proprio in questa zona, sabato e domenica 133 persone sono state controllate. Ecco, a questo punto lascio il riepilogo del bilancio dell'operazione del servizio della collega Luisa Bertini e con questo anche vi saluto e lascio la linea allo studio. Campomarzo, Piazzale Bologna, via Milano, via Torino, via Verona al setaccio di polizia e guardia di finanza con l'ausilio dell'unità cinofila per un controllo straordinario che ha portato all'arresto di un uomo di origine nigeriana per i reati di furto, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Le pattuglie hanno notato in via Verona un uomo che dopo aver prelevato qualcosa all'interno di un furgone in sosta di una ditta che si occupa di consegne di medicinali a domicilio si dava velocemente alla fuga in sella ad una bicicletta. Dopo averlo inseguito e raggiunto, l'uomo ha prima cercato di divincolarsi e poi ha tentato di investire uno dei poliziotti con la bicicletta. All'esito di una colluttazione in cui uno dei due poliziotti è stato lievemente ferito ad una mano, è stato bloccato. A quel punto i poliziotti hanno accertato che l'uomo trentenne richiedente asilo con precedenti aveva sottratto dal furgone il marsupio dell'autista con i suoi documenti, il cellulare, il denaro contante e gli effetti personali. Pertanto è stato arrestato per i reati di furto, violenza e resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali. Nell'ambito dei controlli è stata anche perquisita un'abitazione e in totale sono state identificate 133 persone, di cui 39 stranieri, 30 con precedenti. Grazie a Vicenza, Daniele Garbin, Simone Squarcina, Luisa Bertini. In regia oggi ci sono Andrea Basso e Francesca Pezzo. Andiamo avanti con la cronaca e con le violenze. Sta facendo parlare molto l'episodio avvenuto nel centro di Treviso, dove ne sta parlando anche Adriano Panatta, ne ha parlato su Rai News 24 circa un'ora fa, dove, dicevo, un uomo è stato coinvolto in una rissa tra ragazzi dopo che un 17enne aveva importunato una signora, che è stata difesa da quest'uomo che è venuto alle mani con i ragazzi. Lo strascico di questa vicenda è che il padre del minorenne che è stato coinvolto in questa rissa, che aveva importunato una signora, ha invitato l'aggredito, l'altro signore aggredito, a cena. È un singolare tentativo di mettere riparo a una situazione che in genere va gestita e va, regolata dalla giustizia, non da cene o pranzi secondo noi. Comunque vediamo che cosa è successo, scene inqualificabili. Vediamo. I due ragazzini si scagliano contro un uomo cinquantenne colpevole di aver tentato di difendere la donna che li aveva redarguiti. Calci, pugni, una violenza inaudita. Tutto perché i due minorenni, 15 e 17 anni, che sfrecciavano a folle velocità in bicicletta nel vicolo Rialto, erano stati sgridati dalla donna che chiedeva loro di rallentare per non investire bambini e persone. La reazione è quella che vedete. Noi eravamo dentro il negozio, abbiamo sentito delle urla e soprattutto dei colpi alle vetrine perché hanno scaraventato i bidoni delle immondizie e si sono lanciati proprio addosso a quest'angolo della vetrina, e si può vedere poi anche dalle nostre telecamere di sorveglianza, e noi siamo usciti direttamente e abbiamo chiamato la vigilanza, visto che abbiamo il collegamento, ovviamente essendo una gioielleria, e poi è in collegamento con le forze dell'ordine. Urla che sono state sentite da più commercianti che sono usciti dai locali per cercare di bloccare i
2 minorenni che si erano accaniti contro l'uomo. Ragazzini davvero violenti, ci hanno raccontato. Sì, e soprattutto paura di niente, soprattutto con i poliziotti, con la gente più grande, cioè sono calmati quando hanno visto che eravamo io e altri 2-3, il doppio di loro, ma paura di niente proprio. Fra le persone accorse anche Gino Balbinot, ex appartenente alla questura. Io l'ho bloccato da dietro tenendo le braccia di questo ragazzino, proprio ragazzino era, e a un certo punto si è girato verso di me minacciandomi addirittura mollami altrimenti. Il più grande, che ha ferito anche 2 agenti di polizia, è stato arrestato, ragazzini che non hanno rispetto per le regole e nemmeno per le divise. È incredibile vedere delle persone che reagiscono in quel modo con la presenza di istituzioni che si stavano comportando in maniera assolutamente consona all'incarico. Io credo che siano cambiati sicuramente ormai le regole di ingaggio, ma una spropositata violenza, tra l'altro inutile nei confronti di poliziotti che in quel momento stanno solo cercando la verità dei fatti, è qualcosa che rimando alla maleducazione generale di queste persone. Ma la situazione, ci raccontano i commercianti, è sempre più difficile. Il problema più che altro riguarda sabato pomeriggio, perché la gente non è assolutamente tranquilla di passeggiare qua per il centro, soprattutto questa zona di Piazza Borsa che è veramente invivibile. In questo momento c'è bisogno da parte nostra una fermezza che permetta a questa città di continuare a vivere per quello che tutti vogliono, una serenità che sta mancando e sta cominciando a diventare preoccupante per tutti. Insomma, dopo tutto questo, il padre dell'aggressore 17enne invita a cena la vittima dell'aggressione che ha prestato soccorso alla donna che era stata importunata, insomma, come se tutto questo potesse finire a tarallucci e vino sul disagio giovanile. No, qua bisogna che la giustizia faccia la sua parte, che vengano presi dei provvedimenti, no? Perché sennò il messaggio è, insomma, si può picchiare qualcuno per strada e poi farla franca senza nessun tipo di conseguenza penale. E purtroppo furti, piccole rapine, aggressioni, c'è un picco di denunce proprio che vede protagonisti a Treviso questi ragazzi tra i 13 e i 17 anni. Risse tra ragazzini, violenze inaudite, calci e pugni, ma anche bulletti, che si sentono forti spalleggiati da coetanei e sfogano la loro rabbia contro i più deboli. Rispetto all'anno scorso i minori denunciati sono aumentati del 20%, un picco che preoccupa non poco. Parliamo di ragazzini dai 13 ai 17 anni che si rendono responsabili di reati penali anche gravi. Soprattutto si tratta di reati contro patrimonio, quindi furti, piccole rapine, oppure anche reati contro la persona, reati che in prevalenza avvengono in strada e che quindi insomma destano ovviamente anche un certo allarme sociale. Secondo i dati a disposizione dei carabinieri il 40% riguardano reati relativi a piccole rapine. C'è una prevalenza di questi reati contro patrimonio che rappresentano quasi la metà dei reati complessivi, seguiti appunto da reati contro la persona che possono essere lesioni, le percosse. Molto spesso si tratta di appunto atti di bullismo che vengono compiuti e non c'è spesso la consapevolezza nei ragazzi che queste condotte appunto che possono essere di appunto prevaricazione possono poi sfociare in reati con conseguenze davvero gravi. Ad aggravare la situazione non è solo la mancanza di rispetto da parte di questi giovanissimi per le comuni regole, ma anche e soprattutto l'indifferenza verso le divise, un fenomeno questo che le forze dell'ordine stanno contrastando. La nostra attività si è concentrata proprio nel tentativo di contrastare il disagio giovanile, queste forme di queste condotte illecite attraverso un'attività sul classico doppio binario, quindi da un lato con un'attività sicuramente di contrasto a questi reati d'intesa con l'autorità giudiziaria per i minorenni, dall'altro in un'attività di prevenzione. Bulli violenti che non hanno un'estrazione sociale, non sono solo stranieri, ma hanno in comune solo la violenza e la maleducazione. Sovente si tratta di giovani che hanno queste condotte in maniera seriale, quindi così come pongono in essere il danneggiamento, così il piccolo furto, la piccola estorsione. Per quanto riguarda la provenienza è abbastanza trasversale. Certo, notiamo in molti casi che c'è magari una forma anche di
difficoltà, ecco, in seno alle famiglie, piuttosto che di mancata frequentazione così della scuola in maniera continuativa. Tante le iniziative da parte dei militari dell'Arma per prevenire tutto questo a partire dal prossimo anno, con incontri nelle scuole. Servizi di Daniela Sizzia, e non a caso stanno fioccando i corsi di autodifesa. Vediamo quello di Zero Branco. Come difendersi in caso di un'aggressione da parte di un malvivente, ma anche come tentare di salvarsi quando ci si trova in pericolo all'interno delle mura domestiche. In aumento i casi di bullismo fra giovanissimi, ma anche di maltrattamenti in famiglia. Nonostante il grandissimo lavoro che le forze dell'ordine, nel mio caso la polizia locale e la stazione carabinieri di Zero Branco, svolge pattugliando ogni giorno, in ogni momento la nostra zona, ma in alcune situazioni purtroppo si arriva sempre tardi, perché a volte questo succede all'interno delle mura domestiche e lì effettivamente è molto difficile che l'autorità pubblica riesca a intervenire in tempo. Nell'ultimo periodo si è registrato un'impennata di richieste alle amministrazioni comunali di corsi di autodifesa proprio da parte dei cittadini. Per dare nuova consapevolezza e anche un po' di tranquillità in più alle signore, alle donne del nostro comune, ma direi anche proprio alle persone del nostro territorio che vogliono provare a trovare in qualche modo una forma di autodifesa che possa, almeno nelle prime fasi, nei primi momenti, dar loro la lucidità per capire come agire. Nel parco di Villa Guidini a Zero Branco il maestro insegna alcune tecniche difensive. Perfetto, ottimo. Creare sempre dei disturbi, non pensare come l'aggredito vorrebbe che noi pensassimo, e quindi spiazzarlo. Trasmettere questa insicurezza velata da delle tecniche che si riescono ad applicare in modo semplice senza utilizzare forza fisica. Questa ragazza ha partecipato al corso e ci dice: in quel momento ci sono tante variabili, però sono degli strumenti in più, per cui per me questa è stata un'opportunità importante, insomma, quindi invito tutti a coglierle, ecco. Ti senti un po' più sicura sapendo un po' come muoverti? Beh, più che più sicura, penso di avere più strumenti, e quindi spero che innanzitutto non dovesse mai accadere, ma se dovesse accadere, di essere in grado di recuperarli, ecco, che la memoria del corpo faccia quello che deve fare in quel momento. Aumenta il disagio giovanile e secondo molti esperti la violenza nasce in famiglia. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni lo psicologo e psicoterapeuta Mirko Casteller. Un giovane che alza le mani non alza mai le mani se non lo ha visto fare nella propria famiglia di origine. L'aggressione si apprende con un processo imitativo alle origini, non si apprende a 18 a 19 anni. Se hanno aggredito questa persona significa che avevano già visto questi modelli di aggressione all'interno delle proprie famiglie. La colpa è trasversale, non è solo di questi giovani, ma è di un modello sociale che ha dato più importanza all'apparire al proprio protagonismo che non all'educazione dei figli. È un'analisi senza sconti quella dello psicologo Mirko Casteller, che da qui alle prossime settimane sarà relatore di numerosi eventi promossi dai comuni della Marca. Il 10 aprile a Ponte di Piave il focus sarà su baby gang, fragilità e bullismo. L'ultimo caso in ordine di tempo, quello di Via Rialto a Treviso, con un 50enne aggredito da 2 minori, inquieta e interroga. La vittima è stata invitata a casa dal padre di uno dei 2 aggressori per una cena, un modo per scusarsi e mettere il figlio di fronte alle proprie azioni, ma per Casteller il tema è anche un altro. I social rispetto all'alcol e alla tossicodipendenza hanno una forma di dipendenza completamente diversa. La tossicodipendenza, come l'alcol, tende a coprire i demoni interni dell'essere umano, mentre i social tendono a accentuarli. La libertà avviene attraverso lo sviluppo delle devianze nei social. Noi abbiamo la convinzione che perché i nostri ragazzi sono nelle loro stanze sono totalmente autonomi da qualsiasi forma aggressiva esterna. Non succede questo, succede quello che noi vediamo nella realtà. Io prevedo saranno in crescita le forme aggressive. E proprio alle vecchie e nuove dipendenze sarà dedicata un'altra serata a San Polo di Piave il 18 aprile, particolare attenzione alle cosiddette dipendenze affettive. La dipendenza tra persone e quindi tutto quello che può generare poi potenzialmente un rapporto degradato che può portare anche ad eventi come i femminicidi. Non solo giovani, un altro incontro sarà rivolto agli anziani.
La fragilità sociale è un elemento importante, sempre di più nelle nostre comunità, anche piccole ne abbiamo a che fare, e noi amministratori dobbiamo saper gestire, cogliere questi segnali e cercare di attivarci nelle maniere migliori possibili per fare una giusta prevenzione. Servizio di Carizia dell'Arboeta, avremo ospiti a Focus nei prossimi giorni, sia il dottor Casteller che il sindaco di San Polo Fantuzzi. È finito con la denuncia di un albanese l'inseguimento di un'auto da parte dei carabinieri tra San Martino di Lupari e Villa del Conte. Non hanno rispettato l'alta dei carabinieri due occupanti di una Mercedes intercettata sabato pomeriggio da una gazzella a San Martino di Lupari. Fuggita a tutta velocità, l'auto ha finito la sua corsa riuscendo fuori strada a Villa del Conte. Il conducente è riuscito a fuggire, il passeggero è invece stato bloccato e denunciato. Si tratta di un 25enne albanese già noto alle forze dell'ordine. Nell'auto i carabinieri, che probabilmente hanno interrotto una serie di razzie, hanno sequestrato un passamontagna e una mazza da baseball. Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo d'armi e oggetti atti ad offendere. Si sta indagando per identificare chi era con lui. Servizio di Chiara Gaiani, una donna si è gettata nel Piave ed è stata salvata dai carabinieri, ancora una volta i carabinieri che intervengono anche in queste situazioni. Vediamo. Il corpo a circa 6-7 metri dalla riva, il volto che pericolosamente affiorava e poi veniva sommerso dall'acqua. Una donna di circa 50 anni del Bellunese aveva deciso di porre fine alla sua vita. Ad allertare i carabinieri alcuni familiari. La segnalazione al 112 ha fatto scattare le ricerche immediate. La zona dove si sono concentrate era Breda di Piave. L'auto della donna è stata subito localizzata a Saletto. La pattuglia dell'Arma, composta da un brigadiere e da un appuntato della stazione dei carabinieri di Villorba, è subito accorsa sulle rive del Piave, ad un centinaio di metri dalla vettura. Hanno visto la donna priva di sensi e non ci hanno pensato un attimo. Si sono gettati in acqua in un tratto non profondissimo, ma dove la corrente era piuttosto forte e le pietre scivolose non consentivano di restare agevolmente in equilibrio. L'hanno raggiunta e portata a riva, poi si sono sfilati la giacca a vento e l'hanno coperta. Un gesto che ha salvato la donna. Sul posto anche i sanitari del SUME 118, che dopo aver constatato l'ipotermia della donna l'hanno subito trasportata in ospedale per le cure del caso. E se la sono vista davvero brutta due giovani che sono stati poi tratti in salvo a causa dell'improvviso innalzamento delle acque del fiume Isonzo su un isolotto nei pressi del ponte 8 agosto a Gorizia, servizio della nostra redazione di Udine. I vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti domenica intorno alle 18 con una squadra supportata dal personale dei soccorritori fluviali e alluvionali nel fiume Isonzo, nei pressi del ponte 8 agosto, per soccorrere due ragazzi che erano bloccati su un isolotto. L'apertura della diga di Salcano ha provocato l'innalzamento del livello dell'acqua del fiume, bloccando, come detto, sull'isolotto i due giovani che hanno chiamato successivamente i soccorsi. I vigili del fuoco, raggiunta la riva del fiume, hanno messo in acqua il gommone da rafting e 3 soccorritori hanno pagaiato fino a raggiungere la lingua di terra emersa, dove si trovavano i due che sono stati caricati sul gommone e riportati a terra incolumi. I vigili del fuoco ricordano che raggiungere e stazionare nelle lingue di terra emerse nel letto del fiume Isonzo è sempre pericoloso, in quanto, a seconda delle esigenze, la diga di Salcano viene aperta senza preavviso, provocando il naturale aumento del livello dell'acqua e della corrente. Molti problemi della sanità, come vi raccontiamo quasi ogni giorno, per mancanza di medici e di infermieri. Oggi al Cafoncello c'è stata una manifestazione a Treviso degli operatori sociosanitari. Vediamo. Sentiamo Anna De Roberto. La cittadella della salute che tanto porterà al nostro sistema sanitario, ma tanti problemi sta creando, soprattutto a livello logistico, per le persone che in ospedale ci lavorano, medici e infermieri. Alle mie spalle un folto gruppo di professionisti sanitari che oggi hanno bussato alla porta della prefettura di Treviso per portare le loro istanze. Ci sono tutte le sigle sindacali insieme all'incontro. Insieme al prefetto era presente anche il direttore generale Francesco Benazzi. Sono usciti da pochissimo
benissimo e possiamo dirvi che sono riusciti anche a portare a casa dei buoni risultati. Parliamo con il segretario della CISL, buongiorno. Questo tavolo di confronto di fatto è benedetto dalla prefettura, cioè il prossimo incontro tra sindacati e azienda sanitaria sarà in prefettura. Sì, il prossimo incontro sarà in prefettura, lo abbiamo chiesto con forza perché fino ad ora gli incontri, i tavoli tecnici non hanno portato quello che avevamo auspicato e quindi ci sarà il prefetto come garante degli impegni della direzione. Il prossimo appuntamento quando è fissato? Il 18 aprile alle ore 14. Con CGIL anche, ma insomma ricordo che davvero le sigle sindacali sono tutte unite. Quali sono le grandi difficoltà che avete portato sul tavolo della prefettura e che di fatto l'azienda sanitaria si è impegnata ad affrontare? Ma c'è l'annoso tema della mancanza di personale e quindi di carenza del personale, con lavoratori che hanno cumuli di ferie e di ore da smaltire anche molto importanti. Poi c'è tutto un tema relativamente alla logistica e quindi a chi di fatto deve fare le cose, e l'altro tema secondo me importante è la richiesta che abbiamo fatto all'ULSS di non aprire nessun altro reparto se non con il personale effettivo che abbia fatto la dovuta formazione. Un'altra cosa importante che sono riusciti a portare a casa è che ci saranno delle unità dedicate al servizio di trasporto dei pazienti che di fatto devono affrontare un intervento chirurgico, questo personale dedicato, e che quindi permetterà al personale che all'interno delle chirurgie ha lavorato di non doversi spostare da un piano all'altro, addirittura da un edificio ad un altro. Sì, questo è l'impegno che l'amministrazione ULSS in questo momento si è presa. Ora il 18 capiremo in maniera importante esattamente che cosa vorrà dire questa cosa, perché l'ha enunciato tra i temi e tra le cose che in qualche modo aveva accolto rispetto alle nostre rivendicazioni, ma in realtà non ci ha spiegato esattamente come questa cosa avverrà, quindi ci vedremo alla prossima puntata. Allora, con Nursing Up un ultimo passaggio. Lo stato di agitazione è stato soltanto sospeso in questo momento. Non revocato, solamente sospeso, in attesa di questo incontro appunto del 18 di aprile, dove ci aspettiamo delle ulteriori risposte, delle ulteriori conferme alle nostre richieste. Quindi ecco, uno stato di agitazione in cui il prefetto, la prefettura di Treviso farà da garante, e questa sì. è... Assolutamente sì, perché i tavoli precedenti fatti in azienda non hanno portato praticamente a nessun risultato. Allora, presente al tavolo era il direttore generale Francesco Benazzi e poi c'era anche Alberto Coppe, direttore dell'unità operativa delle professioni sanitarie. Qui da Treviso, la centralissima Piazza dei Signori, dopo l'incontro in prefettura con tutte le sigle sindacali che rappresentano le professioni sanitarie. Grazie molte a Anna De Roberto e a Nicoletta Rizzetto. E vediamo ancora la sanità. C'è stata una grossa manifestazione a Venezia, anzi a Mestre, in centinaia per caldeggiare un'operazione che favorisca la sanità pubblica e non quella privata. Vediamo. Questa è da novembre che aspetta una prima visita dermatologica Nevi. Ancora non mi macchia mai, neanche messa in lista. Una vergogna. Sono andata a protestare, ho fatto richiesta, vai un giorno sì, un giorno no. Sempre così. Lunghe liste d'attesa, carenza di medici, tagli alla sanità. In tantissimi provenienti da varie province del Veneto hanno manifestato per le vie di Mestre con partenza dalla stazione e arrivo in piazza Ferretto. La salute non è un lusso, è un diritto indiscusso! Decine di associazioni e comitati hanno deciso di essere qui oggi a Mestre per partecipare alla manifestazione in favore della sanità pubblica contro la privatizzazione. La sanità pubblica sta allo sfascio. Noi vogliamo ancora mobilitarci perché per noi tutelare, difendere la sanità pubblica è soprattutto un diritto costituzionale. Abbiamo una crisi che interessa l'assistenza sanitaria a tutto tondo, dall'ospedale al territorio all'integrazione sociosanitaria. Anche il Partito Democratico ha voluto prendere parte alla manifestazione. Una battaglia da mettere al centro dell'agenda politica. E visto i tagli che sta facendo questo governo, visto i definanziamenti che ci sono e vista la necessità per i cittadini di avere servizi efficienti e puntuali. Oggi purtroppo chi deve curarsi
è costretto a aspettare liste di attesa lunghissime, per non dire infinite, oppure a scegliere di pagare per curarsi, e questo è sostanzialmente inaccettabile. È una conquista che le nostre madri, i nostri padri hanno conquistato e noi dobbiamo difenderla a tutti i costi, perché non possiamo andare verso il modello americano. Questo governo sta togliendo i fondi alla sanità e noi dobbiamo protestare con tutte le nostre forze, perché è una risorsa importantissima per la democrazia di questo Paese. Difesa della sanità che va di pari passo con la salubrità del territorio. Crescere, come sappiamo purtroppo, in territori altamente inquinati è qualcosa che va a minare alla base la salute di tutti e tutte, e già in un territorio inquinato pensiamo che sia folle costruire nuovi impianti inquinanti, e questo per noi è anche difendere la salute pubblica. Se vogliamo dignità, investiamo in sanità! Servizio di Ilaria Marchiori. Intanto sono già centinaia gli agricoltori di Coldiretti al Brennero per fermare l'ingresso del falso Made in Italy, e tra questi ci sono moltissimi veneti. Noi donne di Coldiretti siamo arrivate qui al Brennero oggi per dire stop alle importazioni sleali. Dobbiamo difendere il vero Made in Italy che oggi è sotto attacco. No fake in Italy. Sono arrivati da tutta Italia gli agricoltori di Coldiretti. Da questa mattina sono in protesta al Brennero lungo il confine per fermare l'ingresso del falso Made in Italy. Tra di loro ci sono centinaia di agricoltori padovani che presideranno a turno il valico per verificare insieme alle forze dell'ordine i carichi di camion e tir provenienti dall'estero. Vogliamo anche lanciare un'importante iniziativa con una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare europea che coinvolge l'Italia e altri paesi per chiedere e pretendere l'etichettatura dell'origine obbligatoria in tutti i prodotti alimentari, estendendo quindi la normativa che l'Italia ha già avuto come da apripista negli anni passati e che oggi deve diventare estesa a tutti gli altri prodotti per garantire trasparenza e tracciabilità al consumatore che oggi ha fame di Made in Italy ma che purtroppo trova invece tanto falso Made in Italy che danneggia i nostri imprenditori. La Coldiretti Veneto vuole con questo presidio richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica per rivendicare il diritto di conoscere la provenienza dei prodotti in etichetta. E vediamo l'occupazione, 150.000 i padovani che sono inattivi tra i 15 e i 64 anni, con un'alta percentuale di NEET, anzi di NEET, cioè giovani che non studiano e non lavorano, e tutto questo in un periodo in cui aumentano le assunzioni a tempo indeterminato. Dati da leggere in chiaro scuro, quelli contenuti nel report di aprile 2024 di Veneto Lavoro, con la provincia di Padova che registra 150.000 persone tra i 15 e i 64 anni inattive. Di questi il 12,4% sono giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, 16.900 cosiddetti NEET, giovani che chiedono un lavoro diverso, il commento di Carlo Valerio, presidente di Confapi Padova. Stiamo parlando di ventenni, non abbiamo capito che sono persone diverse da noi, nel senso ovviamente come noi, ma sono cresciuti in un ambiente, in una condizione di trasversalità col resto del mondo, isolati per quasi 2 anni. Sono persone che hanno un approccio nei confronti della vita e anche del lavoro diverso da quello degli adulti, e fino a quando noi non ci renderemo conto che dobbiamo sviluppare linguaggi e preparare per loro un mondo che sia disegnato anche su di loro e non solo su di noi, questo problema persisterà. Non solo stipendi più alti, i giovani chiedono la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, richieste per ora inascoltate. Noi abbiamo contratti che sono fatti con la logica di 50 anni fa, contratti di lavoro intendo. Noi dovremmo tener conto di queste cose, perché queste nuove persone sono quelle che vivranno gli anni da qua in avanti, ed è davvero miope e anche molto egoistico l'atteggiamento di non comprendere e di non spingersi a capire meglio e a programmare meglio. 8.830 le assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel 2023 nella sola provincia euganea, un dato in aumento rispetto agli anni precedenti. Potrebbero essere di più. Mancano figure tecniche specializzate, ricorda Confapi, come addetti ai servizi alla persona e nella ristorazione.
E passiamo alla politica, tra poco ci collegheremo con Bassano del Grappa per darvi conto della conferenza stampa del candidato sindaco del centro-sinistra Roberto Campagnolo, avremo in diretta il collega Alex Giuliano, ma intanto vediamo per le europee la discesa in campo in Veneto di Carlo Calenda, che ha presentato i candidati della circoscrizione nord-est di Azione partendo da Vicenza. Ai giornalisti il leader di Azione ha espresso la sua visione politica del Veneto e ha parlato anche di autonomia. L'autonomia non c'è. L'autonomia è una balla che è stata raccontata da Salvini. Prevedete, la Meloni è molto sveglia, Salvini un po' meno. Quindi che cosa ha fatto la Meloni? Gli ha detto: tu appoggiami il premierato, io ti do l'autonomia. Peccato che per fare l'autonomia servano un centinaio di miliardi di finanziamento dei LEP che non sono previsti. Quindi il risultato è che Salvini può raccontare al nord l'ennesima balla, cioè che c'è l'autonomia. In realtà l'autonomia non c'è, intanto ha avuto la firma sul premierato. Però il Veneto è voluta l'autonomia. Certo, lo so che è voluta, ma se tu gli racconti che ce l'hai e non ce l'hai, lo prendi in giro. Io fossi un Veneto mi arrabbierei parecchio. Inizia a Vicenza la presentazione del leader di Azione e dei candidati della circoscrizione nord-est per le europee, Lara Bisini, imprenditrice vicentina, e Carlo Pasqualetto, consigliere comunale di Padova. Sulle presunte difficoltà di raggiungere il quorum senza aderire al terzo polo di Italia Viva e più Europa, Calenda non scioglie ancora le riserve di candidarsi come capolista. Ho proposto un patto a tutti i leader per non candidarci, perché penso che sarebbe meglio, se non ci vai, non candidarti. E mi pare di aver avuto l'effetto opposto, nel senso che forse si candidano tutti i leader, in quel caso ci ragionerò anch'io, ma la mia inclinazione è negativa. La sua lista si chiamerà Siamo Europei e punterà alla coerenza dei programmi e non avrà candidati che sono stati condannati per favoreggiamento alla mafia. Per Calenda in Europa servono scelte concrete e coerenti per sostenere l'economia. Oggi ho fatto un incontro con gli agricoltori e il Green Deal nella sua componente, e non solo, industriale e agricola, è demenziale. Noi abbiamo votato contro. Perché? Perché tu non puoi raccontare agli agricoltori che devono smettere di usare i fertilizzanti senza sapere come sostituirli, e abbiamo fatto un po' di calcoli, questo vorrebbe dire la caduta del 40% della produzione agricola. Secondo Carlo Calenda l'autonomia è una balla, ma intanto il presidente Zaia va avanti come un treno, ha scritto alla Meloni subito tutta l'autonomia. Per Zaia la trattativa deve andare oltre le 9 materie che non richiedono i LEP. Partiamo con 9 materie, ma subito il confronto per le altre 14. Vi dicevo, avremo in diretta tra poco Alex Giuliano per la conferenza stampa del candidato sindaco del centro-sinistra Roberto Campagnolo, ma vediamo com'è andata la presentazione di Elena Pavan sul Ponte Vecchio, perché da lì è partita la sua campagna elettorale. Ponte Vecchio, la campagna elettorale di Elena Pavan, più volte annunciata, confermata poi qualche giorno fa dalla diretta interessata e infine battezzata sul monumento nazionale da esponenti locali e regionali dei partiti di riferimento della coalizione. Si parte ovviamente dalla civica della sindaca, poi c'è Coraggio Italia e l'UDC, ma l'azionista di maggioranza, come si usa dire in questi casi, è Fratelli d'Italia. Oggi abbiamo messo la prima pietra per quanto riguarda la nostra coalizione, ma per quanto riguarda un progetto che vogliamo e pensiamo di portare avanti fino alla fine. Tendiamo a eliminare tutto quello che è stato detto fino ad oggi. Non vogliamo entrare nel merito delle critiche, non vogliamo entrare in queste beghe che non vogliamo assolutamente, non ci appartengono e ai cittadini non servono. Bando alle polemiche quindi, ma è proprio la candidata che lancia una frecciata agli ex compagni di viaggio intestandosi il vessillo del centrodestra. Oggi parte la campagna elettorale del centrodestra, della coalizione che sostiene la mia candidatura. Abbiamo la mia lista civica Pavan Sindaco, Fratelli d'Italia, abbiamo UDC, Coraggio Italia, abbiamo anche delle componenti civiche importanti che si aggregheranno nell'immediato futuro e quello che è importante e intendo rassicurare gli elettori di centrodestra, mandare un messaggio chiaro, è che noi siamo il centrodestra, quello leale, quello che ha operato in questi anni in maniera costruttiva
positiva per il bene dei cittadini. L'affondo è molto chiaro e apre una campagna nella campagna, con la faida all'interno del centrodestra che si fa sempre più sanguinosa e profonda, e il centrosinistra prepara i popcorn. Vice Ferdinando Garavello, e ci sono polemiche furibonde dopo la presentazione delle candidature di Elena Pavan con le bandiere di partito sul monumento nazionale, e le opposizioni insorgono. Bandiere di partito, discorsi politici e conferenze stampa sul Ponte Vecchio sono cosa rara, anzi più unica che rara. E la presentazione della candidatura di Elena Pavan nel bel mezzo del monumento nazionale, nel bel mezzo di un sabato mattina di primavera, non è passata inosservata. Non è passata inosservata a cittadini e turisti, e qualcuno si è pure lamentato, a voce e a forza di gomitate, di quell'intoppo nell'ora di punta della grande bellezza bassanese. E non è passata inosservata alla politica bassanese. Non si era mai visto che un monumento nazionale, ma il nostro Ponte Vecchio, che è di tutti, diventasse lo sfondo, un simbolo di campagna elettorale. Si è sempre cercato di evitare questo, perché un ponte tra l'altro serve ad unire. Nessuno può appiccicarci sopra il proprio logo, il proprio marchio. Loghi e marchi, pardon, bandiere e vessilli di partito sono stati invece sventolati sul monumento nazionale assieme al tricolore per le foto di rito. E questo dettaglio ha fatto indignare più di qualcuno sulle due rive politiche e civili della Brenta. Ci sono dei dubbi anche sul fatto che fosse possibile occupare solo pubblico con delle casse fisse e con un impianto di diffusione audio e sonora. Su questo andremo a chiedere, insomma, con un'interrogazione in Consiglio Comunale, quali sono gli estremi giuridici. Come spesso succede, un'azione, anche un'azione politica, può essere lecita, ma è sull'opportunità di aver organizzato una presentazione di una candidatura sul Ponte Vecchio, monumento nazionale, che molti si interrogano. La cosa importante è il senso di opportunità, è il senso del rispetto di una comunità, è il senso anche di un modo di gestire 5 anni una città in maniera padronale e di ritrovarsi all'inizio di una campagna elettorale nuova dove si dimostra di non aver imparato nulla. Ecco, ci sono delle delicatezze, rispetti istituzionali, rispetti dei luoghi che questa mattina purtroppo non abbiamo visto. Ecco. Andiamo in diretta a Bassano del Grappa da Alex Giuliano con il candidato sindaco del centro-sinistra. A te Alex. Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Dice bene, siamo in compagnia di Roberto Campagnolo, candidato sindaco a Bassano per l'area di centrosinistra. Abbiamo appena visto i servizi che raccontavano della situazione politica a Bassano. Roberto Campagnolo, io partirei da quello che è successo sabato, ovvero conferenza stampa di presentazione della candidatura di Elena Pavan con il sostegno di Fratelli d'Italia e altre forze politiche di destra sul Ponte Vecchio, una cosa che lei, anche alla luce di un aneddoto che adesso ci racconterà, non ha visto di buon occhio. No, nel senso che ci deve essere rispetto per alcuni luoghi della città, rispetto in termini anche di opportunità per usarli in un certo modo. Non è mai stato fatto quello che abbiamo visto sabato, ma sabato io ero al gazebo in piazzato Montevecchio e mi ha avvicinato un anziano signore che abita ad Angarano, raccontandomi della sua storia, la storia della sua famiglia. Lui era parente di uno dei ragazzi che faceva parte del gruppo di Masaccio, che è stato impiccato in Viale dei Martiri. Ricordiamo che poi Masaccio ha fatto saltare alla fine della seconda guerra mondiale il ponte di Bassano per evitare che la città fosse bombardata dagli alleati, quindi interrompere le forniture e i passaggi da parte delle truppe neonaziste, delle truppe naziste, e in quella circostanza appunto ci ha raccontato questa cosa che strideva moltissimo, perché se andiamo a vedere la fotografia di quel periodo vediamo il ponte che proprio era saltato e distrutto proprio in quel punto dove lì è stato esposto sabato un simbolo di un partito che oggi non smentisce di essere la tradizione storico-culturale di un partito neofascista, quindi questo
è un fatto che a Bassano secondo me ha una rilevanza politica di mancanza di rispetto ai luoghi molto importante. Ecco, il riferimento suo è a Fratelli d'Italia, insomma, come partito, lo ha letto anche in conferenza stampa, addirittura anche insomma, su Wikipedia viene definito un partito post-fascista, ma queste sono insomma, dichiarazioni che Roberto Campagnolo ha portato in conferenza stampa per sottolineare il fastidio di quella conferenza stampa, ma adesso guardando in casa centrosinistra lei oggi ha preparato presentato il claim di questa campagna elettorale: Bassano è di più. Che cosa deve essere di più? Beh, deve essere di più di quello che abbiamo visto negli ultimi 5 anni e in particolar modo in quest'ultimo periodo, insomma, quindi di più di queste divisioni, di questa incapacità di governare la città. Bassano è una città bellissima che ha un'aspirazione anche di essere capoluogo di area, qual è, ma sicuramente oggi è al minimo storico rispetto, e questo lo si deve a un percorso amministrativo che non ha saputo intercettare nessuna opportunità. Pensiamo anche in maniera molto spicciola sul versante dei finanziamenti europei, cioè noi siamo fanalino di coda rispetto al territorio, rispetto ai finanziamenti pro capite, siamo distanti dalle amministrazioni più virtuose del Veneto. Quindi una grossa incapacità di amministrare una città che ha bisogno di un rilancio, di uno scatto per ritornare e recuperare il posto che merita. In chiusura una battuta al volo con Roberto Campagnolo sulla situazione politica bassanese, nel senso, con tutte queste polemiche, queste divisioni, stiamo assistendo a una campagna elettorale dai toni molto accesi. Voi come la vivete da centrosinistra, da spettatori interessati, divertiti, come? Beh, intanto noi andiamo in giro, parliamo con la gente e portiamo alla gente la nostra proposta con il sorriso, la gente ci accoglie con il sorriso e questo sarà il nostro taglio. Questo però non ci esime dal sottolineare alcune situazioni come quelle che abbiamo detto prima quando non ci vanno, e lo faremo, continueremo a farlo, però la nostra campagna sarà una campagna soprattutto di proposta. Direttore, insieme a Roberto Campagnolo direi che per il momento è tutto. 16 da Bassano, vi restituiamo la linea. Grazie molte, grazie Alex Giuliano e Roberto Campagnolo. Andiamo in pubblicità, 2 minuti con Andrea Basso e Francesca Pezzo in regia e torniamo subito. In migliaia gli agricoltori al Brennero, tantissimi ovviamente quelli italiani, tantissimi quelli veneti e friulani, per bloccare i tir e controllare che non ci siano prodotti del falso made in Italy. Sentiamo cosa dice il presidente della Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Oggi siamo qui al Brennero per cercare di fermare tutto il falso made in Italy che transita da questo valico, ma che può rappresentare benissimo tutti gli altri porti e valici del nostro paese, dai quali entra sempre di più ancora tanto made in Italy prodotto in altri paesi e spacciato come prodotto italiano. Questo sicuramente è un danno enorme per la nostra economia, per le nostre aziende, e quindi è giusto ritornare qui a ribadire la nostra attenzione verso questo fenomeno. Inoltre siamo prossimi alle elezioni europee, dobbiamo assolutamente portare avanti il discorso della reciprocità, ovvero siamo qui anche a ribadire che i paesi dai quali l'Unione Europea importa generi alimentari di ogni genere, dai cereali passando per i latticini e quant'altro, devono assolutamente rispettare le stesse norme che sono soggette. Il camion che sta entrando. E su questa imponente manifestazione al Brennero in difesa del Made in Italy sentiamo cosa ci hanno detto i bassanesi. Sentiamo. Che cosa ne pensa? È giusta questa protesta? Secondo me sì, perché ovviamente preclude la possibilità ai nostri di avere prodotti di eccellenza e quindi sicuramente è una protesta giusta. Fanno bene, anzi devono insistere su questa cosa, perché veramente ci porta allo sbaraglio in questo modo. E tutto il Made in Italy va a quel paese. Secondo lei ci vorrebbe anche più attenzione da parte dei consumatori? Certo, dovrebbero leggere, dovrebbero guardare bene le etichette
e considerare veramente cosa c'è dentro in questi prodotti. Beh, sicuramente leggere le etichette è importante, però anche tanti si fanno prendere dal prezzo che sicuramente è molto più basso nel non made in Italy. Dovrebbe leggere le etichette, capire da dove vengono, come vengono prodotti e poi decidere. Quindi è responsabilità anche del consumatore? Sicuramente, per far cambiare le cose. Dall'estero vengono tanti prodotti che sono marchiati Made in Italy, ma in realtà non lo sono. Quindi bisognerebbe fare determinati controlli per cercare di ovviare a questo genere di non dico truffe, ma quasi. E secondo lei durante la spesa il consumatore dovrebbe essere più attento a leggere l'etichetta? Io controllo sempre che siano possibilmente Made in Italy, sia il latte in modo particolare, ma anche, che ne so, la pasta fatta con grano italiano e compagnia bella, insomma, controllo. Secondo lei è una protesta giusta questa? Secondo me sì. Dovremmo farci valere di più con l'agricoltura, perché questi europei qua non lo so cosa vogliono combinare. Penso semplicemente che hanno ragione, perché io sono italiano, voglio mangiare italiano e mi va bene tutto quello che è Made in Italy. Secondo lei ci vorrebbe più attenzione da parte dei compratori al momento dell'acquisto, quindi guardando bene l'etichetta dei prodotti? La colpa è anche un po' degli italiani, perché non guardano mai la provenienza del prodotto. Io sono italiano e guardo dove e come mangio. Penso che assolutamente si debba stare attenti e che le cose sicuramente stiano cambiando e quindi magari probabilmente anche il terreno stia cambiando, le cose, il cambiamento climatico, tutte queste cose qui, e che quindi bisogna stare ancora più attenti, ma che sicuramente gli agricoltori abbiano ragione al 100%. Hanno il suo supporto allora? Assolutamente sì. E in gran parte i cittadini supportano gli agricoltori. Abbiamo visto anche tante manifestazioni di plauso durante la sfilata dei trattori in tante città italiane. Diamo un'occhiata agli esteri, perché diventa sempre più drammatica la situazione in Ucraina. Vediamo il titolo del Fatto Quotidiano: raid sulla centrale di Zaporizhzhia, l'allarme dell'agenzia atomica, danneggiato l'involucro del reattore 6, cresce il rischio di un incidente nucleare e non pare, insomma, allo stato delle cose che ci siano dei negoziati in vista, anzi è sempre più difficile la situazione di questa guerra, come anche quella tra Israele e Hamas. Torniamo a Padova, sono saliti a 27 i DASPO nei confronti degli ultracatanesi coinvolti nei disordini allo stadio Uganeo del 19 marzo scorso. Il questore di Padova ha disposto altri 11 divieti di partecipazione alle manifestazioni sportive, tra i coinvolti anche un tifoso catanese con obbligo di dimora che per evitare il DASPO si è spacciato per il cugino minorenne. Continuano i provvedimenti contro i tifosi del Catania coinvolti nell'invasione di campo e negli scontri scoppiati allo stadio Uganeo durante la finale di andata di Coppa Italia di Lega Pro lo scorso 19 marzo. Altri 11 DASPO, 6 della durata di 10 anni con obbligo di firma, 4 della durata di 5 anni e 1 della durata di 3 anni sono stati disposti dal questore di Padova Marco Dorisio. Per gli 11 tifosi è stato anche ordinato il foglio di via obbligatorio. Salgono così a 27 i provvedimenti contro gli ultras violenti che hanno partecipato al lancio di petardi e fumogeni contro i tifosi biancoscudati. La Digos e la divisione anticrimine di Padova, grazie ai filmati delle telecamere, hanno identificato questi 11 ultras che sono stati anche denunciati. I 6 tifosi con DASPO di 10 anni in passato erano già stati interdetti dalla partecipazione a manifestazioni sportive. Alcuni di loro hanno precedenti per rissa, minaccia, lesioni e reati contro l'ordine pubblico. Tra i tifosi con DASPO di 5 anni anche un 18enne. Gli 11 ultras hanno invaso il campo a volto semicoperto, scagliandosi contro le vetrate della tribuna est armati di cintura, lanciando petardi e bombe carta, e hanno anche aggredito i poliziotti con calci e pugni. Uno di loro, un pregiudicato di 23 anni in stazione a Padova dopo gli scontri, è stato trovato con fumogeni e petardi. Aveva l'obbligo di dimora a Catania per reati di spaccio e rissa perché aveva pestato un coetaneo in discoteca, ma ai poliziotti ha fornito false generalità spacciandosi per il cugino minorenne che invece era a Catania. Per questo è stato denunciato.
Dice Valentina Visentini, vediamo un titolo dal Gazzettino, notizia arrivata da poco: eliminato il leone veneto dalle nuove tessere sanitarie, Roma contro l'autonomia, è una protesta del consigliere regionale della Lega Luciano Sandonà. Sara Moretto ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco di Portogruaro, annunciando il sostegno di un movimento trasversale alternativo alle coalizioni di destra e di sinistra. Si deve dare una vivacità al mondo immobiliare, dare alle persone la possibilità di vivere a Portogruaro trovando casa, lavoro e servizi. Questo è il nostro obiettivo. Sara Moretto presenta ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Portogruaro. Ha iniziato la carriera politica venendo eletta come consigliere comunale nel 2004. È stata eletta deputata per 2 legislature consecutive. Nel 2019 ha aderito ad Italia Viva. Portogruaro è una città dove non si vive male, ma i cui numeri stanno definendo un certo declino. Ho accennato nella mia presentazione ad un calo demografico irreversibile che va assolutamente fermato, a numeri evidenti di giovani che se ne vanno da Portogruaro, c'è un numero significativo di abitazioni sfitte, quindi di case che non sono vissute. Questi sono tutti segni di una città che altrimenti va a morire. Questo trend deve essere assolutamente interrotto, deve essere cambiato. Quello che sostiene la candidatura a sindaco di Sara Moretto è presentato come un progetto alternativo alle coalizioni di destra e di sinistra, ma piuttosto che di centro preferisce definirsi un movimento trasversale, civico, moderato nei toni ma determinato negli obiettivi. Quando si parla di politica, purtroppo anche quella amministrativa, spesso nel viso delle persone si vede proprio la sfiducia, l'amarezza, la disaffezione. Noi puntiamo anche a quelle persone dicendo che questa volta c'è la possibilità di scegliere una proposta diversa che guarda assolutamente solo agli interessi della città e che avrà il coraggio di fare scelte diverse che riguarderanno sia la vita quotidiana, cioè i problemi che ogni persona vede quando esce dalla porta di casa, sia le grandi visioni per tutto il territorio anche mandamentali. Alcuni titoli del Corriere del Veneto ancora. Incidenti, vedete una coppia di Verona precipitata in una scarpata con il quad, lui risale, chiama aiuto, lei ora è grave in ospedale. L'incidente su una via sterrata a Castagnè di Mezzana in Trentino, a pilotare il mezzo un veronese di 46 anni, la compagna di 42 è stata portata all'ospedale Santa Chiara di Trento in elicottero, dove è ricoverata, per l'uomo invece solo medicazioni. La morte a Verona di Pier Giorgio Settembrini, morto a 80 anni, era uno dei luminari della chirurgia vascolare e dell'angiologia. E poi, sempre per la politica, il patto europeo tra Tajani e il sindaco di Venezia Brugnaro. Forza Italia arruola i sindaci civici con ovviamente un grande attivismo del coordinatore Flavio Tosi. Infine, cancellati i 53 cestini in piazza Bra, debuttano 3 cassonetti intelligenti che compattano i rifiuti. Siamo sempre a Verona. Il Veneto, il decreto Salvini e le nuove regole, ecco la mappa degli autovelox a rischio, ne parleremo stasera a Focus perché faremo una puntata in gran parte dedicata agli incidenti stradali. Torniamo a Treviso, dove ieri c'è stata la cerimonia per gli 80 anni dal tragico bombardamento del 7 aprile del 1944 che abbiamo seguito in diretta. Una giornata del ricordo trevigiano iniziata dalla Chiesa votiva con la Santa Messa presieduta dal Vescovo Michele Tomasi e proseguita con l'omaggio alle 1600 vittime, prima ai piedi della scalinata dei 300 e poi in Piazza dei Signori. Cittadini della Repubblica che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ha citato l'articolo 11 della Costituzione italiana, il Vescovo di Treviso, per richiamare tutti alla responsabilità di guerre passate e soprattutto presenti. L'omelia in una chiesa votiva gremita in ogni spazio per omaggiare i 1600 nomi che nella vicina cripta sono muti testimoni di quel venerdì di passione per la città. E il Vescovo Michele si è soffermato sul ricordo di quei volti sfigurati dalle bombe. E continuiamo a ricordare che la prossima vittima del conflitto, anche il più lontano e dimenticato, è fratello e sorella.
e per lui o per lei sia il pianto inconsolabile di chi ha perso quanto vi è di più caro. Un messaggio che si è ripetuto anche davanti alla stele in ricordo delle vittime poste 10 anni fa ai piedi dello scalone dei 300. Purtroppo, come ci dimostrano i fatti degli ultimi mesi, guerre, conflitti e scontri armati continuano a provocare morte e sofferenze tra le popolazioni civili. E per questo motivo noi continueremo a dare il nostro piccolo grande contributo per costruire un mondo basato sul dialogo e sulla pace. Un termine che contraddistingue il popolo veneto, ha sottolineato nel suo intervento in Piazza dei Signori l'assessore regionale Federico Caner. Il leone di San Marco, sotto la zampa del leone di San Marco c'è un libro aperto con scritto Pax Tibi Marce Evangelista Meus, l'unica bandiera al mondo che ha la scritta pace. Pace che, ha sottolineato il ministro Carlo Nordio, si mantiene in un continuo equilibrio tra i popoli. E che la pace non si difende con un vuoto e sterile pacifismo, con una neutralità disarmata. La pace si difende con un'adeguata preparazione per la nostra difesa ed in questo senso io ringrazio dal profondo del cuore le nostre forze armate che oggi sono qui rappresentate in modo così autorevole. Infine il messaggio del sindaco Mario Conte, perché il ricordo si trasformi sempre in azioni concrete. Io mi sento orgoglioso oggi di rappresentare questa straordinaria comunità che dimostra al mondo di sapersi rialzare senza dimenticare e portando con sé per sempre una ferita indelebile nel cuore che si chiama 7 aprile del 1944. Tante emozioni, tante testimonianze e persino un ordigno non esploso che è stato portato nel luogo dove era caduto. La prima immagine che vi voglio regalare con Nicoletta Rizzetto è questa. Questa è una delle bombe inesplose di quel 7 aprile 1944. 500 libre, oltre 2 quintali di distruzione. Di queste ne caddero oltre 2600 su Treviso quel 7 aprile del 44. A ricordarlo questo calendario portato in piazza da un emozionato Flavio Moretto. Proprio è stata distrutta a tappeto. Dico a tappeto in quanto coloro che erano presenti dicevano che camminavano non solo in mezzo alle macerie, ma in mezzo ai brandelli di gambe e di teste e di corpi umani. Ecco, ancora adesso dopo 80 anni ti emozioni? Sì, è una cosa emozionante perché ricordo mio padre che mi diceva che si è salvato e aveva fatto una grande festa per questo. Mentre il tempo si sta portando via i testimoni diretti, erano ancora in tanti che, nonostante l'età avanzata, non sono voluti mancare alla cerimonia. Pandemonio, tant'è che non sentivo più niente e invece bombarda. Guardi, 5 minuti tremendi. La paura si sta quando che all'inizio ero convinti di stare a sicuro, invece dopo ho detto guarda che è pericoloso perché il soffocamento di fatti che ne ha estratto 20-30 soffocati e altri calpestati. Mio papà me la porta via. A raccontare altre testimonianze i ragazzi delle scuole medie trevigiane alternati a brani musicali dell'orchestra dei giovani della scuola Coletti fino alle 13:05. Quando allo scandire della campana della torre per 7 lunghissimi minuti ognuno delle oltre 1000 persone presenti in piazza ha ricordato un nonno, una zia, i genitori che hanno vissuto quella tragedia. Poi l'omaggio delle frecce tricolori, l'applauso dei cittadini ed infine l'inno nazionale cantato tutti assieme. Servizi di Lucio Zanato, ancora un break pubblicitario e torniamo subito. Sarà un aprile caldissimo quello di Venezia, tantissimi turisti attesi, 60.000 prenotazioni con il nuovo ticket d'accesso per il 25 aprile, tante iniziative, tra queste l'inaugurazione ufficiale per le sculture di Manolo Valdés in piazza San Marco, una mostra che resterà aperta fino al 15 giugno, una cerimonia d'apertura che ha messo la parola fine alle polemiche dei giorni scorsi.
Con il sorriso stempera le polemiche dei giorni scorsi ed esprime grande gioia Stefano Contini, titolare della Galleria d'Arte Contini, che è riuscito a portare in Piazza San Marco a Venezia, ma anche a Cadidio all'Arsenale, Las Meninas Le Damigelle, 15 sculture dell'artista spagnolo di fama mondiale Manolo Valdés. La mostra, organizzata dalla Galleria Contini con la collaborazione del Comune di Venezia e di Vela, resterà allestita fino al 16 giugno con il benestare della soprintendenza. Manolo Valdés oggi io lo ritengo uno degli artisti più importanti tra i viventi nel mondo. La sua opera è nei più grandi musei del mondo e quindi cosa dire? È solo un onore per me. Come è nata l'idea di questa mostra e quando è nata? È nata circa 10 anni fa e come tutte le cose che sappiamo in Italia sono un po' lentine, poi alla fine si riesce a stare più contento. Sempre che viene a questa città è contento e questa volta più da sempre è un piacere, un sogno. Il ringraziamento del Comune. Una magnifica invasione di queste splendide statue alla Piazza San Marco per immolare alla bellezza e all'arte un luogo così iconico. Finalmente siamo riusciti a far godere a tutti le opere di Valdés, un importante artista che espone a Venezia e tutti avranno modo di vederle, sono perfettamente incentrate nel contesto e quindi una bellissima cosa per Venezia. E ora andiamo a Belluno da Tiziana Bolognani e da Stefano Bozzi, che hanno avvicinato l'ex campione di sci Christian Ghedina, fresco del suo nuovo incarico di direttore del Master in ospitalità ed eventi per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026. Polemiche stanno accompagnando i giochi a 5 cerchi, ma Ghedina sembra ottimista. Ci sono moltissime polemiche che hanno accompagnato questo evento, soprattutto per quanto riguarda Cortina. Lei come vede il futuro? Ma sicuramente io penso che bisogna stare al passo coi tempi, perché il mondo va avanti e bisogna lavorare, bisogna rimboccarsi le maniche, cercare di fare tutte le cose fatte al meglio, rispettando tutti e tutto. Insomma, il tema della sostenibilità è un tema molto delicato, dell'inclusività anche, e io mi auguro che insomma, questo Master, come anche queste Olimpiadi, Paralimpiadi, ed è quello che stanno anche poi facendo, guardare proprio a questo aspetto qua per creare un qualche cosa che non siano delle cattedrali nel deserto, ma che anche un domani si possa usufruire di tutto quello che è stato realizzato. Il riferimento chiaramente è alla pista da bob alla nuova Eugenio Monti. I lavori sembra si siano fermati, nonostante insomma manchi per davvero pochissimo all'appuntamento con il collaudo. Se lei oggi dovesse scommettere se nel marzo del 2025 si farà o meno il collaudo, ovvero se quella pista sarà ufficialmente sede delle gare olimpiche, lo farebbe, se la sentirebbe di farlo? Beh, io ho la fortuna e il piacere di avere la casa a 300 metri dalla pista da bob. Io vivo lì e quindi vedo tutti i giorni l'evoluzione di quello che è stata questa grande tematica della pista da bob. C'è stata grossa perplessità, grossi problemi, grosse discussioni, ritardo dei lavori. Le cose però sono partite e noi sappiamo benissimo che l'Italia siamo maestri noi nell'arrivare con l'acqua alla gola e poi fare i lavori insomma fatti bene. Io quindi ci scommetterei che, anzi sono sicuro che si porteranno a termine i lavori, perché poi dopo io penso anche una cosa, guardando che poi dopo non bisogna prendere esempio da queste Olimpiadi precedenti, perché proprio le Olimpiadi di adesso si vuole fare sì che siano Olimpiadi sostenibili e sfruttare le località dove hanno fatto tutte le varie discipline negli sport olimpici, sfruttarle, rivalorizzarle e ripristinarle adeguatamente, no? Però per esempio le Olimpiadi a Sochi io mi sono sorpreso perché in un anno, quando sono andato lì l'anno prima non c'era niente, l'anno dopo c'era un mondo, c'era una città con degli alberghi costruiti da zero e quindi io penso sempre che
forza di volontà e potere lavorativo ti fa raggiungere il risultato. Cristian Ghedina, microfono di Tiziana Bolognani. Chiudiamo con la presentazione a Palazzo Rinaldi a Treviso del volume che racconta la vicenda di uno degli spazi storici della città, e cioè il secolare ippodromo del Sant'Artemio. La lunga galoppata è una storia del tutto trevigiana, una storia del cavallo, dell'ippica, che ha radici profondissime, perché Treviso, fin dalla Serenissima, aveva le sue corse all'interno delle mura. Parte da questa considerazione l'idea dell'autrice di comporre un volume dedicato all'ippica, ma anche ad uno spazio storico di Treviso. Perché non c'è cittadino che almeno una volta non abbia passeggiato tra le tribune e il campo di galoppo, o sia salito sugli spalti più alti per seguire le avvincenti corse al trotto. Ma forse pochi sanno che prima del Sant'Artemio c'era Piazza d'Armi, ovvero quello spazio davanti alla caserma Salsa dove alle esercitazioni si alternavano sfide tra ufficiali e rampolli della nobiltà trevigiana. Però quella era anche un'occasione, come l'ippodromo di Treviso ha avuto anche Buffalo Bill, per dire, l'ippodromo di Sant'Artemio, di Santa Maria del Rovere, Buffalo Bill nel 1906, e comunque era un luogo di aggregazione della nobiltà. Ma la gente comunque seguiva queste cose anche da fuori, seguiva i giornali, seguiva i vari eventi, lo seguivano perché naturalmente finito le corse uscivano i nobili con le loro carrozze e si creava una forma di corsa proprio lungo il viale che dall'ippodromo portava alla città. Uno spirito di emulazione che ci fa capire come al tempo la passione per l'ippica fosse la stessa di oggi per il calcio, e perché l'altra sera, alla presentazione del volume nel trevigiano Palazzo Rinaldi, l'attenzione fosse tutta per le immagini raccolte dall'autrice in una paziente ricerca che l'ha portata nei grandi archivi come tra i cassetti di tante famiglie trevigiane. Come questa foto di giusto un secolo fa, dove i cognomi dei protagonisti sono Mandruzzato, De Donà, Ivancic. O ancora questa, dove la protagonista, la contessina Carmen Frova, salta l'ostacolo indossando una lunga gonna, come si usava al tempo quando le donne dovevano cavalcare all'Amazzone. Un libro di storia trevigiana e di trevigiani nel quale ogni lettore non può non riconoscersi. Stasera tantissima gente, anche persone che non conoscevo, persone che non hanno frequentato il circolo. Sono stati dei momenti bellissimi che hanno vissuto all'ippodromo di Treviso, e quindi volevo ripercorrere stasera una storia che non può essere dimenticata. Una storia che non può essere dimenticata nel servizio di Lucio Zanato. Siamo alla fine di questa edizione di Focus TG, grazie per aver scelto la nostra informazione. In regia Andrea Basso e Francesca Pezzo. Ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus. Parleremo ancora una volta purtroppo di incidenti stradali, anche con i familiari delle vittime. Buona giornata.